presidente del Teatro Comunale Verde di Pordenone, Giovanni Lessio, ha un'iniziativa dove il teatro si fa promotore di un progetto che, raccogliendo la sensibilità del territorio, dice no alla violenza sulle donne. Un progetto veramente innovativo e fa piacere proprio sentire la sua voce. Sì, innovativo per due motivi. Innovativo perché è stato costruito in maniera articolata, con spettacoli, con iniziative di flash mob, con iniziative di coinvolgimento dei negozi piuttosto che delle scuole, piuttosto che di tutto un territorio. E anche innovativo proprio perché nasce dalla volontà di comunicare in maniera corretta atti di violenza che avvengono soprattutto nei confronti delle donne, e quindi con l'adesione alla Carta di Pordenone, e da lì è nato questo momento di lavoro su una nostra iniziativa, su una nostra idea, che ha visto il coinvolgimento sia degli enti, sia appunto delle forze politiche, così come anche delle forze sociali, dei commercianti, dei giovani e un po' di tutti. La cosa migliore la cosa particolare rispetto a questo è che questa presa di coscienza veramente di tutti i soggetti che compongono una società di un territorio fa ben sperare che il tema della violenza non sia più un tema discusso solo da un punto di vista teorico, ma diventi proprio una pratica per un cambio culturale. Ecco, quindi 25 novembre è questa giornata internazionale della violenza contro le donne. E cosa succede? Ecco, lì ci sarà uno spettacolo molto forte che è lo spettacolo Polvere. Ci sarà un flash mob organizzato dai giovani qui fuori del teatro. Ci saranno altri tipi di iniziative che vedranno tutta la città di Pordenone coinvolta proprio in questa forte denuncia della violenza nei confronti delle donne.